Buongiorno a tutti e ben ritrovati Focus TG, il nostro appuntamento consueto a quest'ora, a mezzogiorno. Quando mi sentite cominciare a parlare sapete che è mezzogiorno, questo è praticamente scientifico, matematico, i conti tornano sempre, siamo puntuali e fino alle 13:30 ci faremo un po' di compagnia andando un po' a vedere quello che accade a nord-est, andremo a collegarci come sempre con le nostre redazioni e poi insomma i servizi per riassumere quello che è accaduto, cronaca e Covid, ma non solo, nelle ultime ore, nelle scorse ore. È mercoledì 24 novembre, ovviamente insomma la maggior parte delle informazioni arrivano sul fronte emergenza Covid, ma non solo, perché insomma c'è anche per esempio la situazione meteorologica, perché da giovedì in pratica dovrebbe arrivare una perturbazione che insomma definitivamente ci porterà nell'inverno, perché arriverà dal nord Europa e il tempo sarà sempre, temperature sempre via via più fredde e in generale insomma tempo freddo e inverno. Giovedì gran parte dell'Italia sotto piogge diffuse, quindi domani, e poi il fine settimana con neve e tutto il resto. Vabbè, purtroppo c'è anche un po' da aspettarsene, insomma non è che ci sia nulla di così clamoroso in questo. Vi mostro i dati, già che ci siamo, prima di andare a fare il punto della situazione su Padova. Adesso se trovo i dati volevo mostrarveli con insomma quello che è accaduto nelle ultime 24 ore. Non sono dati purtroppo buoni per quello che riguarda l'aumento dei contagi. L'unico dato diciamo che rimane un po' invariato è quello dei ricoveri in terapia intensiva. Dovrei esserci quasi. Eccoci con i dati delle ultime 24 ore in Veneto che ci dicono, vediamo se riesco ad ingrandire un po', eccolo qui, il dato delle ultime 24 ore è di 1931 nuovi positivi, sono davvero tanti, e quindi i casi attualmente positivi ora sono 23.852, un numero molto alto. Ricorderete, insomma, eravamo arrivati a 8.000 nel periodo migliore, quello più o meno di quest'estate. 23.852 positivi. Vediamo i ricoveri, eccoli qua, le caselle dei ricoveri ci dicono di 18 nuovi ricoveri nei reparti cosiddetti ordinari e per fortuna, ecco, questo è il dato più positivo, che non ci sono variazioni nei ricoveri in terapia intensiva, rimangono uguali, e infine ci sono 3 persone che hanno perso la vita. A proposito di terapia intensiva, facciamo un salto a Padova, perché andiamo a vedere qual è la situazione proprio nel reparto di terapia intensiva di Padova, dove a quanto pare i posti sono occupati tutti da pazienti Covid. La terapia intensiva centrale dell'azienda ospedaliera è solo Covid. I ricoverati nell'area più critica sono saliti a 17, occupando tutti i posti letto. L'ospedale di Padova ha così riaperto anche la terapia intensiva per i non Covid del professor Navalesi. Tutti i 17 ricoverati sono giovani adulti non vaccinati. Negli ultimi 7 giorni i ricoveri a Padova sono stati 25, un trend purtroppo in aumento, con 8 ricoveri solo nelle ultime 24 ore. Degli 89 pazienti Covid seguiti dall'azienda ospedaliera di Padova, la maggior parte si trova nel reparto di malattie infettive, che ha raggiunto le 57 presenze giornaliere. Altri 15 pazienti sono ricoverati poi nella terapia subintensiva. L'ospedale sta fronteggiando quella che a tutti gli effetti è la quarta ondata del virus, ma invita alla prudenza, all'uso della mascherina e soprattutto alla vaccinazione. Prudenza dunque, insomma, la raccomandano un po' tutti, e poi ci saranno notizie anche per quello che riguarda i provvedimenti legati al Green Pass, la durata, la terza dose, insomma provvedimenti che arriveranno anche dal governo
da Roma, quindi dal governo centrale. C'è anche purtroppo la cronaca che ci porta a Sona, in provincia di Verona, dove un operaio di 55 anni, residente nel Modenese, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada regionale 11. L'uomo è uscito di strada con il suo pick-up e si è schiantato contro un platano ed è purtroppo morto sul colpo. E andiamo a Treviso adesso, perché il comune blinda il centro storico e le mura, individua il parcheggio dello stadio di Monigo, il luogo nel quale autorizzare la prossima manifestazione Green Pass che è prevista per domenica prossima. Abbiamo individuato come sito per tutte le manifestazioni ex articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza il parcheggio antistante lo stadio di rugby. Sul tavolo della prefettura di Treviso questa mattina c'era una richiesta di corteo no Green Pass per domenica. Il dialogo con la questura e gli organizzatori è già cominciato. Treviso torna ad essere protagonista di una nuova manifestazione, ma questa volta, oggi è stato deciso, sarà statica. Il comune blinda così il Natale ai no Green Pass, cui dunque è stata assegnata quest'area di Treviso delocalizzata dal centro e dalle mura cittadine. Il principio è che la libertà di manifestare sacrosanta deve essere coerente con la libertà di altri soggetti di poter frequentare la città in tranquillità senza avere manifestazioni di una certa natura a fianco, così come degli esercenti di attività commerciali di poter non essere danneggiati da manifestazioni di una certa entità che non necessariamente sono quelle esclusivamente legate al Green Pass. Salvi i mercatini ed eventi di ogni genere dunque legati al Natale, l'amministrazione comunale valuta l'inserimento di nuove misure per gestire l'afflusso di persone lungo il Calmaggiore. Corsie d'ingresso e uscita transenne, ma per ora non sono all'ordine del giorno e neppure un'ordinanza che obblighi l'uso della mascherina all'aperto. All'ombra di riflettori dello storico campo da gioco, intanto, domenica si giocherà un'altra partita, quella contro il Green Pass e il vaccino, con una nuova manifestazione. Sarà compito di ogni amministrazione comunale individuare e condividere con la prefettura i siti più indicati qualora dovessero arrivare da qui fino al 31 di gennaio nuove richieste di manifestazioni. In caso di partite o eventi sportivi, fa sapere il vice sindaco e assessore alla sicurezza di Treviso, il comune provvederà ad individuare aree alternative. Nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, il prefetto Maria Rosaria Laganà ha presentato anche l'intesa tra Mobilità di Marca e le forze dell'ordine, con i primi 67 autobus in cui sarà inserito un pulsante di emergenza in grado di attivare nell'immediato un sistema di allerta con le forze dell'ordine. Al tavolo, oltre al questore, presenti anche il comandante dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Gianfilippo Magro, e il comandante della Guardia di Finanza, il colonnello Francesco De Giacomo. 12:07, mercoledì 24 novembre, siamo insieme da una decina di minuti, insomma, e resteremo insieme fino, per chi vorrà ovviamente, fino alle 13:30. Fra poco andremo a Venezia. Prima 3 notizie che cerco di sintetizzarvi più velocemente possibile. Intanto che tra oggi e domani è possibile che l'EMA, che è l'ente diciamo sui vaccini, anticipi a fine novembre la decisione per la fascia 5-11 anni. Quindi se l'autorità regolatoria europea si esprime tra oggi e domani e dopodomani, è molto verosimile avere il via libera lunedì prossimo. Questo dice il professor Palù, che è il presidente dell'Agenzia Italiana per il Farmaco. Quindi fascia 5-11 anni, adesso si approva in Europa e quindi potrebbe essere da lunedì approvata anche in Italia. Poi il leader Novax Veneto Lorenzo Damiano, membro di un movimento No Green Pass e No Vaccini, con il quale si era anche candidato alle ultime elezioni per sindaco di Conegliano, ha contratto il Covid ed è ricoverato in terapia subintensiva all'ospedale di Vittorio Veneto. Infine, l'altra notizia che volevo darvi è che dopo la riduzione dell'intervallo per la terza dose, scusate che guardo i fogli e non guardo voi, ma è per cercare di non sbagliare e non dare informazioni insomma imprecise, dicevo che dopo la riduzione del periodo, quindi adesso si può fare la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda, il lavoro è quello, dice il ministro Gelmini, di abbassare, per abbassare ulteriormente il limite di età per la terza dose, la dose quella di rinforzo, quindi non
non più farla dai 40 anni in su, ma poterla fare anche per chi ha meno di 40 anni. Questo potrebbe essere il prossimo importante passo che prende il governo. Cambiamo completamente argomento, andiamo nel veneziano, andiamo a San Donà, dove c'è un'iniziativa legata alle domeniche ecologiche e si possono guadagnare premi raccogliendo punti. Sentiamo come. Da adempimento obbligatorio ad occasione di incontro, apprendimento e persino svago. A San Donà di Piave la domenica ecologica, nata per contrastare lo smog bloccando la circolazione dei veicoli inquinanti nel centro città, è diventata uno stimolo per proporre a cittadini di tutte le età attività da svolgere in maniera sostenibile e divertendosi. Vorremmo riflettere su tutto quello che riguarda gli stili di vita ed è per questo che grazie all'attività promossa dall'assessorato all'ambiente di San Donà abbiamo coinvolto diverse realtà associative del territorio che si occupano di ambiente ma anche di svago. Iniziative come le domeniche ecologiche sono anche un'occasione per riscoprire quel fare comunità messo in crisi durante la pandemia. È il caso ad esempio di Si riparte, la parola ai giovani, un'iniziativa riservata ai ragazzi dai 14 ai 20 anni, finanziata dalla Regione, cui aderiscono 11 comuni del Veneto orientale e l'ULSS 4. E si sono costituite 7 squadre che si sfideranno su temi diversi, dalla cultura al pensare la loro città, al raccontare come è stata l'esperienza del Covid. Gli 11 comuni hanno voluto mettere a disposizione un premio in denaro ai ragazzi, per cui le prime 3 squadre classificate riceveranno un premio che dovranno decidere come utilizzare. La competizione è anche sul versante ecologico e aperta a tutti con Ecoattivi, una manifestazione in cui chiunque può raccogliere punti attraverso buone pratiche, come conferendo i rifiuti all'ecocentro, recandosi al lavoro a piedi o in bicicletta, ma anche prendendo a prestito un libro dalla biblioteca civica. Comportamenti virtuosi che vengono acquisiti dalle persone sul tema dei rifiuti, della mobilità, anche con dei quiz. Tutto questo consente poi di trasformare i punti in euro spendibili all'interno del distretto urbano del commercio. E questo era il sindaco di San Donà. Avete sentito iniziative per promuovere insomma, il rispetto per l'ambiente. Noi ci fermiamo per un attimo, poi torniamo, usciamo dallo studio e ci colleghiamo prima con Venezia e poi con Treviso. Ci vediamo tra un attimo. E 16 minuti, siamo tornati insieme per parlare di attualità, ovviamente, di quello che sta accadendo in queste ore, di quello che accadrà nelle prossime. Una notizia che riguarda Padovano, la zona del Padovano, dell'Alta Padovana, il Veneto, ma anche l'Italia, è quella della scomparsa di Ennio Doris. Ennio Doris, insomma, una persona che certamente ha dato lustro al Veneto, presidente di Mediolanum, il fondatore di Mediolanum, insomma una persona che per esempio Luca Zai ha ricordato quando è iniziato il Covid, ha telefonato al presidente del Veneto, gli ha detto che voleva dare una mano e ha donato attrezzature e milioni di euro. Un uomo di grandissima visione, ha detto Zaia, e nel giorno, insomma, della sua scomparsa Piazza Affari gli ha reso omaggio, perché il titolo di Mediolanum, la sua creatura, è salita del 2,33%. Era presidente onorario di Mediolanum, insomma una persona di grandissimo spessore, come abbiamo detto. Poi ci sono i dati del Covid, con un numero molto alto di nuovi contagiati. Abbiamo anche qui il bollettino della regione, ve lo posso mostrare: 1931 nuovi casi, che sono davvero moltissimi, con un numero attualmente raggiunto di 23.852 persone attualmente positive. Per i ricoveri si scende con le caselle e si trova che ci sono 18 nuovi ricoveri in cosiddetti reparti tra virgolette normali e 0, almeno questa è una buona notizia, nella casella delle variazioni per i ricoveri in terapia intensiva, quindi nessun nuovo ricovero in terapia intensiva, però ci sono 3 decessi.
Questa è la situazione appunto dei dati del Covid. Abbiamo insomma già visto un po' di cronaca in giro per il nostro Veneto. Adesso cominciamo a uscire dallo studio, così non vedete più la mia faccia, e credo sia una cosa positiva, ma bensì vediamo Ilaria Marchiori in redazione a Mestre, Marghera, e che salutiamo. Buongiorno Ilaria. Ma è una finestra vera quella dietro di te o è finta? Ma Federico, vogliamo anche svelare i segreti che stanno dietro la telecamera? Certo. Io direi anche di no. Certo che sveliamo, noi dobbiamo far sapere che siamo trasparenti. Siamo ben attrezzati anche in redazione proprio per dare un'enfasi maggiore ai nostri collegamenti, anche quando magari non ci troviamo, anche quando magari siamo costretti a rimanere in redazione, diciamo, per seguire qualche altra cosa. Per cui Giusto. no, devo dire che questa finestra non è vera, però ci siamo adoperati bene per farla sembrare tale. Ma lì è tramonto lì ormai, mi pare. Sì, esattamente, un bel tramonto anche romantico, quello che ci vuole poi in questo momento così anche difficile per certi versi. Cosa ci racconti, Ilaria, per questa giornata dalle vostre parti? Insomma, cosa seguirete oggi? Allora, oggi abbiamo un bel po' di carne al fuoco. In primis ci occupiamo del Palasport che dopo l'annuncio proprio a sorpresa che è stato fatto dal sindaco Brugnaro, un annuncio che è stato fatto proprio l'altra sera dal palco dell'auditorium dell'M9, dove si stava svolgendo il premio del Panathlon a Città di Mestre per lo sport. Questo annuncio a sorpresa ha detto il Palasport non sarà più costruito nell'area, nella zona dei Pili, ma a Tessera. Perché è una notizia a sorpresa? Lo dico ovviamente per chi non lo sapesse, certo. Perché fino a poco tempo fa, o meglio negli ultimi anni, l'idea della costruzione del Palasport era proprio quella di costruirlo ai Pili, l'idea del sindaco Brugnaro, e proprio per questo motivo è stato un annuncio quasi scioccante. Tra l'altro è una delle questioni che ha coinvolto maggiormente il sindaco Brugnaro, sia con le inchieste che sono uscite anche sui quotidiani, ad esempio sul quotidiano Domani, sia poi sulle numerose interrogazioni che sono state presentate in questi anni dall'opposizione, in cui si chiedeva la spiegazione, la motivazione del costruire il Palasport sul terreno di proprietà di Brugnaro, che è il terreno dei Pili. La sua dichiarazione è stata proprio questa: non faccio più il Palasport lì perché non voglio che qualcuno dica che io ci guadagno qualcosa con i miei terreni. Questa è stata la dichiarazione di Brugnaro. In effetti, appunto, la questione dei Pili, lo ricordiamo, ha fatto discutere lungamente in questi anni, soprattutto nell'ambito dei presunti conflitti di interesse del sindaco Brugnaro. Tra l'altro lui ha risposto anche nell'ultimo consiglio comunale che avrebbe chiarito tutte le questioni cui gli si chiedeva spiegazioni in merito. Sappiamo che è stato appunto oggetto di varie interrogazioni delle opposizioni in consiglio comunale e anche appunto di inchieste giornalistiche, e Brugnaro ha sempre smentito qualsiasi conflitto di interesse. Si è parlato ovviamente a lungo di blind trust, si continua a parlare, e ora è arrivato questo annuncio che è stato quasi scioccante, un annuncio davvero che ha lasciato senza parole, anche perché fino a poco tempo fa il sindaco era determinato nel portare avanti questo progetto. Naturalmente le reazioni a queste dichiarazioni sono state immediate, in primis quella del senatore del Partito Democratico, il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, che ha detto: come minimo sono stati persi 7 anni. Fare i grandi impianti sportivi nel quadrante di Tessera è quanto previsto dal PAT votato 2 amministrazioni fa, ha dichiarato Ferrazzi. 7 anni di conflitto di interesse, inutili polemiche e chiacchiere per ritornare a quelle che erano le origini, o meglio quanto definito 9 anni fa. Io ho intervistato proprio poco fa il senatore Ferrazzi, a cui tra le varie cose ho anche chiesto se questo, tra virgolette, dietrofront del sindaco Brugnaro lui lo vivesse un po' come il successo del Partito Democratico locale e delle opposizioni poi in generale. Lui ovviamente ha detto
di no, ma che lo ritiene più che altro un insuccesso per la città e soprattutto una perdita e uno spreco di tempo. Ora non resta che vedere quali saranno le tempistiche per la costruzione di questo palasport e della cittadella dello sport sul quadrante di Tessera, perché naturalmente la città se lo aspetta ovviamente ora in tempi brevi, con il cambio che c'è stato di indirizzo e soprattutto di località. Non resterà che vedere quali saranno le tempistiche e come andrà. Voi col sindaco Brugnaro non vi annoiate, perché in effetti insomma non è nuovo a dichiarazioni anche inaspettate sui temi più diversi. È certamente un buon comunicatore, insomma, questo abbiamo imparato, al di là dell'appartenenza politica, al di là che uno possa essere, diciamo, d'accordo o meno, o un suo sostenitore o meno, di certo è un buon comunicatore, questo sì. Certo, questo senza ombra di dubbio, e soprattutto, come hai detto tu, non ci annoiamo mai, perché anche con queste dichiarazioni naturalmente scatena poi le varie parti politiche in causa, e non solo, e ci dà anche da lavorare. Ma insomma, ben venga, comunque risulta un primo cittadino attivo e che comunque non sta ai margini e non è di certo silente. Sì, è vero. Bene Ilaria, grazie mille. Puoi chiudere la finestra che sennò prendi freddo, occhio alle cervicali. Buona giornata, saluta tutti e buon lavoro naturalmente. Insomma, a voi, grazie. Grazie Ilaria, una battuta ogni tanto insomma ci sta, e ovviamente poi quando c'è da essere seri lo siamo e come, e cerchiamo di essere precisi, puntuali e insomma più bravi possibile a darvi le informazioni. Adesso andiamo nel Bassanese, dove insomma c'è discussione in atto sulla questione dei eventuali provvedimenti, l'abbiamo detto, che potrebbero arrivare dal governo, cioè il Green Pass, la durata, eccetera eccetera. Uno dei temi all'ordine del giorno è l'uso delle mascherine all'aperto. Padova ha già fatto l'ordinanza con il sindaco Giordani, inserendo nei prossimi giorni introducendo l'obbligo di uso delle mascherine all'aperto, poi ce lo faremo dire dalle nostre colleghe padovane, in città. C'è anche un altro sindaco, che è quello di Marostica, che ha varato un'ordinanza che rende obbligatorie le mascherine in centro storico, e cerchiamo di capire perché. Visto l'aumentare dei casi nella fascia pedemontana e vista la volontà come città di portare avanti un numero consistente di manifestazioni durante tutto il periodo natalizio, hanno valutato i vari dati che sono arrivati negli ultimi giorni, soprattutto che sono quelli un po' più preoccupanti, ho deciso di firmare un'ordinanza che impone l'obbligo della mascherina nel centro storico, quindi l'area interna alle mura, a partire da sabato fino alla fine delle festività natalizie. Questo naturalmente, se la situazione dovesse migliorare, potrà essere naturalmente tolta, però con la situazione in aumento dei casi positivi nell'USP pedemontana dubito si potrà fare molto velocemente. Siamo in attesa di quello che si deciderà nella conferenza Stato-Regioni e poi dal Ministero. E credo siano molti i sindaci nella stessa situazione, cioè nella situazione di decidere cosa fare, se prendere questi provvedimenti. L'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha detto che l'ipotesi delle mascherine all'aperto è stata messa dalle regioni sul tavolo nel confronto con il governo, quindi potrebbero essere molte le regioni che lo propongono e di conseguenza anche molti sindaci. Ci fermiamo, poi però insomma approfondiamo questo e altri temi e torniamo, usciamo nuovamente dallo studio, a tra poco. Bentornati ancora insieme con il nostro Focus TG, sono le 12:33, ancora un'ora da trascorrere in compagnia affinché voi siete a casa impegnati nelle faccende domestiche, che può voler dire anche semplicemente sedersi davanti alla televisione e seguirci, oppure preparare magari il pranzo. Noi cerchiamo di tenervi compagnia
darvi informazioni, usciamo dallo studio, andiamo a vedere cosa ci raccontano i colleghi delle altre redazioni. Intanto Luca Zaia ha raccontato come è andato l'incontro con il governo. Dice: come governatori abbiamo dato una serie di indicazioni sul Super Green Pass, quindi questo Green Pass rafforzato che insomma favorisce ancora di più i vaccinati, e però la necessità principale è quella di non chiudere le attività. Ora attendiamo il governo, dice Zaia, ribadendo la contrarietà all'obbligo del vaccino per tutti. Non sono per l'obbligo vaccinale, ha detto, perché non è praticabile, cioè difficilmente può essere appunto applicato. Ci fermiamo, no scusate, non ci fermiamo, andiamo a Trieste, ci siamo già fermati, adesso dobbiamo andare veloci, non rallentare il nostro passo per visitare un po' tutto il nord-est. Infatti andiamo a Trieste per un nuovo corteo, no Green Pass, con 2000 partecipanti a Trieste. In queste piazze siamo in tanti, sia vaccinati che non vaccinati. È partito così dal rione di Chiarbola il nuovo corteo contro il Green Pass sui luoghi di lavoro. Poco più di 1 migliaio alla partenza, circa 2000 in seguito lungo il tragitto, i partecipanti all'ennesima manifestazione. Per la maggior parte senza mascherina, nonostante l'appello lanciato all'inizio da uno degli organizzatori. Continuiamo ad opporci come abbiamo fatto in questi 2 mesi. Io devo solo lanciare un appello affinché cerchiamo comunque di mantenere un minimo di sicurezza, se possibile mantenere un po' di distanza o indossare la mascherina. Cartelli e slogan contro la certificazione verde, ma anche contro i politici, nel mirino soprattutto Fedriga e Di Piazza, contro i dirigenti sanitari e i media. A non andare giù ai manifestanti e in particolare l'etichetta di untori e diffusori del contagio. Hanno iniziato a parlare che in realtà il focolaio si diffondeva per le manifestazioni, per poter iniziare una campagna denigratoria. Anche l'ex portuale Fabio Tuiac ha preso la parola lamentando ancora una volta il suo licenziamento, invitando tutti a continuare la battaglia. Alla manifestazione scortata dalle forze dell'ordine si sono via via aggiunti nuovi partecipanti e già in campo San Giacomo la massa di persone appariva molto più imponente, ma non è mancato qualche mugugno e invito a smetterla con i cortei da parte di passanti a bordo strada o da parte di automobilisti esasperati per il nuovo blocco del traffico. E questa era la situazione di ieri pomeriggio a Trieste, grazie ai nostri colleghi di Tele4. Quindi insomma avete visto ancora proteste, ancora manifestazioni, non si fermano, mentre è ripartita, possiamo dire, con una certa intensità la campagna vaccinale in Veneto. Numero alto di contagi ma anche numero alto di vaccinazioni, con 20.110 dosi semplicemente nelle ultime 24 ore, quindi comunque è un dato positivo, di cui 15.000, lo vedete qui a destra, 15.000 terze dosi, quindi addizionali, e poi vedete 1.200 prime dosi e 3.700 seconde dosi, quindi le 15.127 terze dosi danno l'idea che insomma è una soluzione, quella della dose aggiuntiva, che convince i veneti, che insomma sono molto disponibili dopo aver fatto la prima e la seconda a continuare, ecco, diciamo così. L'utilizzo delle forniture è del 92%, vabbè, questo significa che il 92% dei vaccini in magazzino sono stati utilizzati. Ad aver completato il ciclo di 2 dosi è l'83% della popolazione vaccinabile del Veneto, le terze dosi sono il 7%, vabbè, quindi insomma percentuali che continuano fortunatamente a crescere. Adesso ci spostiamo e andiamo a Vicenza, c'è anche la cronaca, insomma, di cui ci occupiamo regolarmente. In questo caso la cronaca ci porta a Sovizzo, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri perché ha minacciato moglie e figli con una pistola. Solo la prontezza di riflessi della donna ha evitato il peggio. Una pistola! A impugnarla un uomo che è padre, che è marito. Momenti di paura, attimi concitati a Sovizzo. Tutto succede in mattinata, nella quiete apparente delle mura domestiche. Sono le 7:30 quando un quarantenne minaccia la famiglia con una pistola.
La moglie però non si fa scoraggiare. Con una telefonata al 112 allarma i carabinieri. Mentre i militari della compagnia di Valdagno stanno arrivando, la donna, approfittando delle condizioni di semi-incoscienza del marito, riesce a sottrargli la pistola e a fuggire coi bambini, mettendoli in salvo. Una prontezza di riflessi che evita che la situazione possa degenerare. Quando l'uomo esce di casa per rincorrere i familiari, viene bloccato dai carabinieri. Non oppone resistenza. I militari entrano nell'abitazione e la perquisiscono, trovando anche una mazza da baseball e 2 accette che vengono sequestrate. Arrestato con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e minacce aggravate, l'uomo è stato portato in carcere a Vicenza. Eccoci ancora insieme, questa era la cronaca appunto da Vicenza. Abbiamo detto che la campagna vaccinale è tornata a correre in Veneto. Oggi alle 13 Comitato Tecnico Scientifico del Governo per parlare delle misure che potrebbero essere prese per fermare o rallentare la 4ª ondata del Covid. All'ordine del giorno c'è la richiesta del governo, dei ministri, di valutare la durata del Green Pass, che dovrebbe essere ridotta da 12 a 9 mesi. Questa è un po' l'indicazione che trapela. Adesso parliamo di Focus, non di Focus TG, questo di pranzo, ma di Focus, quello della sera, cioè la trasmissione condotta dal nostro direttore Luigi Bacialli, che aveva insomma ospiti particolari l'altro ieri con la storia di Samantha Dinca, la giovane feltrina in coma vegetativo da 1 anno, ed era stata insomma, si è parlato molto di lei, e quella di nostra figlia non è più vita, hanno detto i genitori, papà Giorgio e mamma Genzianella. Sentiamo il servizio. Per me è un estremo atto d'amore. Siccome la amo, la rispetto, io rispetto mia figlia, voglio che siano rispettate le sue volontà e che possa avere la dignità che una persona merita. Un dolore composto e pieno di dignità, quella stessa dignità che Giorgio e Genzianella hanno chiesto per la fine vita della loro adorata Samantha, da 1 anno in coma vegetativo irreversibile. Giorgio e Genzianella hanno raccontato a Focus l'evoluzione della storia dolorosa di Samantha, che li ha spinti a lottare per poter rispettare le sue volontà espresse sin dai tempi della triste vicenda di Eluana Englaro. Sono persone egoiste e cattive, perché ha detto: come fai a lasciare una ragazza così giovane in quelle condizioni, che non può più camminare, non può più lavorare, non può più scherzare, ridere, fa tutto quello che è il quotidiano. Ha detto: se succedesse a me non vorrei mai rimanere poi mai in quelle condizioni. Samantha giace rannicchiata in un letto della Gaggia Lante di Belluno. È così contratta che sta cambiando l'espressione del volto, dice papà Giorgio, che racconta come fino ad ora le crisi siano state gestite con antibiotici. La prossima volta che si presenterà uno di questi ulteriori problemi clinici, si potrà eseguire la sedazione completa. I tempi non sono ancora definiti. Il contatto con i medici che seguono Samantha è costante con il papà della giovane, che il Tribunale di Belluno ha nominato amministratore di sostegno. È giusto rispettare la vita, però la vita non è come Samantha. La vita è una cosa ben più ampia, la vita va vissuta, posso parlare, posso mangiare, posso camminare, posso vedere il giorno, la notte, e quella è vita. Quella che sta facendo Samantha non è vita. Un racconto davvero forte, quello dei genitori di Samantha, però insomma è bene anche aprire gli occhi su queste situazioni, e quindi grazie a loro e grazie a Focus e al direttore Bacialli, insomma, per averle affrontate. Ci fermiamo per un attimo, velocissimi, perché c'è già Chiara Gaiani pronta a Padova. Anzi, non è a Padova. Eccoci, 12:48, è proprio il momento giusto per uscire di nuovo dallo studio. Andiamo nell'Alta Padovana, andiamo a Tombolo, c'è Chiara Gaiani che sta aspettando da un po', quindi velocissimi da lei.
è il giorno del lutto a Tombolo per la scomparsa di Ennio Doris, ma ne abbiamo parlato poco fa anche qui in studio, però insomma tu sei proprio nel suo paese natale, che si dice, soprattutto ho visto che insomma ci hai scritto che ci sono notizie anche sul funerale, quindi dacci aggiornamenti anche su questo. Sì, Federico, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Davvero un grande dolore qui a Tombolo, ma un dolore composto, come forse avrebbe voluto anche Ennio Doris. Ho appena parlato con il sindaco del paese, Cristian Andretta, che in collegamento con la famiglia, in particolare con il figlio Massimo, ci ha raccontato che cosa succederà in queste ore e in questi giorni. Oggi pomeriggio nella sede della Mediolanum sarà aperta la Camera Ardente, il feretro di Ennio Doris che si è spento al San Raffaele alle 2:12 di questa notte, sarà lì fino a venerdì mattina, quando, rispettando la sua volontà, partirà per Tombolo per tornare a casa sua, un paese con cui aveva un legame strettissimo, tanto da non perdere mai la cittadinanza. Lui è cittadino di Tombolo, tuttora non ha mai spostato la residenza da qui. Arriverà qui venerdì pomeriggio, sabato mattina nella sua residenza sarà aperta la Camera Ardente per permettere ai tantissimi amici di Ennio Doris, qui uno l'abbiamo anche incontrato, Antonio Pilotto, l'ex presidente del Calcio Padova, che era davvero molto commosso, ai tantissimi amici, di rendergli l'ultimo omaggio. E poi il funerale sabato pomeriggio proprio qui nella chiesa di Tombolo, nella chiesa che lui tra l'altro aveva ristrutturato, aveva contribuito a ristrutturare, così come aveva fatto con l'asilo, così come aveva fatto anche con la casa delle associazioni, perché lui era davvero molto presente nel suo paese. I funerali che saranno celebrati dal parroco di Tombolo, Don Bruno Cavarzanna. Sono attese qui circa 5.000 persone. A Tombolo sarà proclamato il lutto cittadino, già le bandiere del comune sono a mezz'asta, ovviamente un problema anche di carattere logistico. Ecco, queste sono le immagini che state vedendo, che compaiono sul sito della Mediolanum. Ci sarà anche domani, perché era il suo motto, il grande ottimismo di Ennio Doris, che ci ha raccontato anche il sindaco, ma ci hanno raccontato anche le persone che lo conoscevano più da vicino. Abbiamo detto 5.000 persone, quindi insomma sono già al lavoro per riuscire a gestire al meglio una situazione che si annuncia anche difficile, perché è annunciato anche il possibile arrivo di Silvio Berlusconi, tra i primi tra l'altro a salutarlo, di Felice Confalonieri, e sicuramente del governatore del Veneto Zaia, che lo ha salutato con un commosso ricordo, tra l'altro ricordando come nei tempi bui dell'inizio pandemia Ennio Doris si fosse fatto vivo, il primo a chiamarmi, proprio per contribuire a fare in modo di salvare più vite umane possibili. Un gesto che adesso, un po' ricostruendo il personaggio, fa proprio parte di quello che era il suo DNA. Ennio Doris era nato qui nel 1940, questa è una terra di allevatori e commercianti di bestiame, non aveva potuto seguire le orme del padre per una malattia ed è diventato poi quello che sappiamo essere diventato. Se mi permetti ti racconto due aneddoti molto veloci. Primo, che ho letto in un'intervista rilasciata al settimanale Panorama, in cui diceva che tra i primi, insomma, ad avergli consegnato del denaro poi da investire c'era stato un falegname, gli aveva consegnato una cifra davvero consistente, insomma io so cosa significavano le lire, lo sai anche tu, 10 milioni di lire. Questo falegname disse a Ennio Doris: ha visto che cosa le ho consegnato? Sì, questa cifra, gliel'ha ridetta. Il falegname gli disse: no, io le ho consegnato tutta la mia vita, perché se tra 15 anni con le mani callose, racconta Ennio Doris, io potrò permettermi di avere una malattia e la mia famiglia potrà sopravvivere, è grazie a questi soldi che io ho messo da parte e ho risparmiato, che io adesso consegno nelle sue mani. Proprio così che poi lui ha anche così vissuto il suo lavoro. Il sindaco ci ha detto che tra le prime persone, insomma, a telefonargli dopo la sua elezione c'era stato proprio lui, che gli aveva detto: ricordati, se qualcuno ha bisogno di qualcosa chiamami, e così ci ha detto. Bello, molto bello. Grazie Chiara anche di questi ricordi
ricordi, insomma, una persona vicina al suo territorio, vicina ai veneti, vicina ai suoi concittadini. Grazie ancora. Sapete cosa poi, insomma, faceva, ovviamente... se posso, velocemente, sì. Federico tornava qui per andare al bar a giocare la domenica. Ecco, tra l'altro io ho scoperto, ho chiesto appunto ad Antonio Piotto, che era il suo compagno di gioco, ma a che cosa giocavate? Immaginavo scopone, no, giocavano un gioco che io non conoscevo, e cioè la briscola in 6, perché era una briscola più scientifica. Tra l'altro loro due grandi amici erano ovviamente una da parte e una dall'altra per poter litigare, perché sappiamo che il bello del gioco delle carte è anche questo, e quindi queste domeniche, insomma, mi ricordo di queste domeniche proprio qui a giocare al bar come chissà come un quanti cittadino comune, ma hanno questo ricordo da parte magari del loro nonno, del loro papà, di un loro amico. Grazie Chiara, grazie ancora per tutti questi racconti. Poi ovviamente, insomma, i servizi questa sera nel TG per avere degli approfondimenti. Ci vediamo, ci sentiamo, ciao e grazie. Ciao, buona giornata. Adesso lasciamo il tempo tecnico per cambiare il collegamento e andare a Treviso, perché andiamo a sentire un po' anche qual è la situazione lì. Nel frattempo vi dico che il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il professor Giorgio Palù, ha detto: guardando i numeri c'è una crescita del contagio, ma non è una crescita esponenziale come era stata l'anno scorso, è ad andamento lineare. Alcune regioni stanno superando la soglia critica di ricoveri in area medica e rianimazione, ed ecco perché dobbiamo stare molto, molto attenti. Ecco, questo è un po' il commento di Palù sui numeri e sull'aumento dei contagi, che però, diceva, non è un aumento esponenziale. In Veneto comunque 1931 nuovi casi e 4 morti in 24 ore, ve lo ricordo, insomma sono numeri alti. Quello che non è cresciuto, per fortuna, in Veneto è il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Vedo già Francesca, l'abbiamo fatta attendere un bel po', grazie a Francesca Bozza, che è stata in giro per Treviso, credo. Adesso ci facciamo raccontare. C'è il sole anche lì, vedo, ma insomma, ci sarà freddo, però tu sei in mezzo all'ombra e in mezzo al sole. Sì, mi sono messa all'ombra apposta. Buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori. Qui c'è una giornata meravigliosa, un bellissimo cielo blu finalmente dopo la pioggia dei giorni scorsi. Hai detto bene, sono stata a Treviso, dove ho preso parte ad un convegno che ha di fatto chiuso un progetto su cui hanno lavorato per 2 anni gli studenti di 6 istituti superiori della Marca, ed era un progetto che è nato con la volontà di coinvolgere e sensibilizzare proprio i ragazzi e le ragazze sul tema della violenza sulle donne. Domani, lo sapete benissimo, ci sarà la giornata internazionale proprio contro la violenza sulle donne. Ebbene, questo progetto nato sulla carta con la volontà di sensibilizzare i ragazzi su questo delicato tema si è concretizzato in cose, in questi adesso ve li faccio vedere, e sono un opuscolo informativo e un flyer, eccoli qui, li vedete? Sì. Nei quali i ragazzi hanno non solo scritto quelli che possono essere i segnali di forme di violenza, si va dalla violenza, lo vedete quelli qua, violenza economica, la violenza psicologica, lo stalking, ma hanno anche dato la possibilità alle donne vittime di violenza, spesso vittime di episodi di violenza fisica e psicologica, anche con i loro bambini, perché lo sappiamo bene che spesso la violenza si consuma tra le mura domestiche e gli autori di queste violenze spesso sono mariti, compagni, e quindi le donne spesso sono coinvolte insieme ai loro bambini. Ebbene, per dare una risposta a queste forme di violenza, facendo conoscere alle donne quelli che sono i servizi che il territorio offre. È un progetto nato naturalmente con l'ufficio scolastico provinciale, con questi 6 istituti, ma che ha coinvolto questura, carabinieri, la prefettura, oggi tutti presenti al convegno che si è tenuto a Palazzo Rinaldi a Treviso. Cosa succederà? Questi opuscoli al momento in lingua italiana, ma l'assessore Gloria Tessarolo ai servizi sociali del Comune di Treviso ha già detto che la volontà del Comune è quello di tradurre questi volantini perché possano essere fruibili a tutta la popolazione, a tutte le donne. Verranno consegnati, distribuiti nelle farmacie, nei negozi, nei saloni, nei parrucchieri, nei saloni di bellezza, ma anche negli sportelli comunali, negli uffici, negli studi medici, proprio perché le donne possano venire a conoscenza di quelli che sono i servizi offerti nel caso siano vittime di violenza. E tutto questo è opera di studenti, di ragazze. Ci hanno detto proprio
i ragazzi, abbiamo intervistato una ragazza e un ragazzo, uomini e donne a fianco in questo progetto, come abbiano cercato di immedesimarsi, le donne nelle donne vittime di violenza e i ragazzi. Un ragazzo ci ha detto una frase molto bella: lavorando mi sono vergognato sentendo certe storie, perché poi si è lavorato anche su biografie di donne che hanno subito violenza. Vere. Sì, storie vere, assolutamente. Si è partiti da lì, Federico, proprio dalle storie vere, per poi elaborare questo progetto. E questo ragazzo ci ha detto: mi sono vergognato di essere uomo, ma ho voluto, insieme ai miei compagni maschi, lavorare per sensibilizzare anche gli uomini su questo delicato tema. E gli insegnanti, la stessa dirigente scolastica, la dottoressa Sardella, ha detto: è bello vedere che i giovani si sentano così coinvolti, perché i giovani rappresentano la nostra speranza per combattere concretamente questa grave problema che è la violenza sulle donne e sui bambini. Molto bene, giovani, forze dell'ordine, insomma un po' componenti importanti e soprattutto che danno speranza per il futuro di questa brutta piaga della nostra società. Grazie mille, Francesca. Sì. Grazie a te, buon lavoro. Grazie. Puoi tornare al sole, buona giornata ovviamente a te, buon lavoro alla redazione di Treviso, che poi insomma ci approfondirà questo tema in particolare. E adesso mi sposto insieme a voi a Padova, perché il riconoscimento che ormai insomma conoscete dell'UNESCO per Padova Urbs Picta sta facendo da traino al turismo e anche all'economia quindi della città, perché insomma da luglio c'è stato un boom di presenze, mi pare di aver letto a settembre ancora più presenze rispetto ad agosto. Quindi l'importante è anche mantenere tutto aperto, la speranza è proprio che non si debba chiudere, perché il turismo sta funzionando bene, come ci dice l'assessore alla cultura di Padova Colasio. Boom di presenze da luglio. Il riconoscimento UNESCO per Padova Urbs Picta ha calamitato presenze nei musei e nei luoghi d'arte, fungendo da motore propulsore della ripresa, valorizzazione del patrimonio che diventa leva per lo sviluppo economico. Il bilancio lo abbiamo fatto con il Ministero recentemente, ci siamo seduti a un tavolo, tutti i dati ci dicono che sono incrementate in modo esponenziale le presenze, la cappella funziona a pieno regime, la cappella degli Scrovegni, ma quello che è emblematico sono cresciute in modo significativo le presenze in Palazzo della Ragione e negli altri luoghi meno conosciuti al grande pubblico, l'Oratorio di San Giorgio, il Battistero del Duomo. Significa che la città sta vivendo l'effetto Urbs Picta. Effetto percepito anche dal mondo della ristorazione, degli albergatori, e già si pensa a potenziare l'indotto. Dovremmo ora ragionare su ulteriori campagne di valorizzazione e promozione, senza dimenticarci mai che prima di tutto viene la tutela, come sottolinea sempre l'UNESCO, del nostro patrimonio. E per Natale l'amministrazione ha intenzione di ripetere l'iniziativa delle aperture serali alla Cappella degli Scrovegni. È il nostro desiderio, già in prossimità del periodo natalizio, di aprire anche in fase serale per ritornare poi ad aprire in fase primaverile. Cioè diciamo oggi la cappella è full e capiamo tutti perché, conseguentemente aprirla nelle fasce serali sarà una grande opportunità sia per i padovani ma anche per i turisti stranieri di poter visitare questo luogo. Intanto l'estensione delle aperture serali anche ad altri luoghi legati all'Urbs Picta e al Vaglio, in un confronto che vede protagoniste l'amministrazione e il Ministero. Bene, buone notizie dunque per Padova su questo fronte. Sul fronte invece dei vaccini arriva la notizia che già da lunedì potrebbe esserci il via libera alle vaccinazioni tra i 5 e gli 11 anni di età, e poi che un altro fronte è quello che potrebbe abbassarsi l'età per la quale è consentita la terza dose, quindi al di sotto dei 40 anni. Tutte notizie che avremo nelle prossime ore. Ci fermiamo per un attimo, sono le 13:02, torniamo subito dopo, dobbiamo uscire, andare a Vicenza, tornare a Padova, insomma abbiamo tanti giri da fare insieme.
13:06, abbiamo parlato di Covid, ma non solo, abbiamo parlato di tanti altri argomenti. Adesso andiamo a Bassano, ci spostiamo a Bassano, dove ci sono state lunghe file al centro vaccini. C'è chi ha impiegato anche più di un'ora e mezzo per avere la sua dose. Vediamo. Di questi tempi fare un tampone a Bassano è una faccenda che rischia di diventare lunga e complicata. E non è che la campagna vaccinale stia andando molto meglio, almeno secondo le immagini e le testimonianze che arrivano dall'ex Eurobrico proprio in queste ore. Un esempio su tutti è quel che è successo alle 14, quando le persone prenotate per quella fascia oraria per la prima e la seconda dose si sono sommate agli over 60 presenti nel centro vaccinale per la terza dose. Questa categoria, infatti, ha accesso libero alla somministrazione delle dosi e la sovrapposizione con gli arrivi prenotati tramite portale ha creato la situazione che si può vedere in queste immagini. C'è chi ha impiegato addirittura un'ora e mezza per tutta la trafila, con lunghe attese all'aperto, in una giornata che per fortuna non era né piovosa né fredda. C'è da chiedersi però cosa accadrà fra qualche giorno, quando si apriranno ulteriori slot e quando le temperature, nonostante l'autunno si stia dimostrando piuttosto tiepido, inizieranno a scendere. Per ora non resta che raccogliere le voci dei tanti che si sono lamentati per la disorganizzazione del servizio, sulla quale, ancora una volta, devono mettere una pezza operatori, medici e infermieri, impegnati in una campagna vaccinale imponente, mai vista prima in tutto il mondo. Eccoci qui, proprio collegato anche a questo tema, cioè quello delle vaccinazioni, c'è anche quello dei tamponi e all'ospedale San Bassiano i cittadini anche qui hanno dovuto attendere prima di sottoporsi al tampone, appunto. Vediamo. Tutti in coda per un tampone, ennesima giornata di passione al punto operativo presso l'ospedale San Bassiano, dove dopo la nebbiolina e il freddo di ieri, oggi per fortuna è una bella giornata di sole. Rifugi di fortuna per i più piccoli, anche loro in attesa, sono gli addetti alla sorveglianza a organizzare le auto verso il parcheggio che passano pericolosamente vicine alla coda di utenti. C'è davvero tanta gente anche oggi all'appunto tamponi del San Bassiano, una coda tutto sommato ordinata, che però non esprime la tensione che hanno queste persone già preoccupate per un possibile esito positivo del tampone, costrette ad attese che in alcuni casi superano abbondantemente l'ora e mezza. Ma qualcuno va peggio. Sì. Mia figlia è un'ora e mezza che sta aspettando in fila. Quindi è qua, dalle adesso dalle sono 9:30. E non si è mossa? No, da là è arrivata a metà. Per cui non lo so. E che siamo arrivati presto, per fortuna. Non è molto che sono arrivata, però presumo che dovrò attendere perlomeno un paio d'ore, considerando il numero di persone che sono in attesa. Mi verrà la febbre perché stare qui al freddo, con un raffreddamento abbastanza importante, non so. Sono qui dalle 8, sicché un'ora e mezza circa. Abbastanza lunghe le tempistiche qua. È stato sempre fuori, quindi come è andato? Praticamente sì. Sì. Un'ora e mezza fuori abbiamo fatto. Il serpentone è lungo e si muove lentamente. Meglio, ma non troppo, va chi è in coda con un bambino. Ho un bambino, devo farlo sia me che lui, quindi non ho messo tantissimo. Comunque era lunga che altri. Sì, una mezz'oretta circa, sì. Adesso vediamo, insomma, speriamo bene di liberarci. Non è molto ottimista. No, ci sono tanta gente, abbiamo il numero 42, non so quanto ci vuole, insomma. Se questa era la situazione al mattino, al pomeriggio non è andata meglio, come testimonia la telefonata in redazione di un nostro telespettatore. E qui al centro tamponi, qui dietro l'ospedale, perché i tempi di attesa sono biblici. Le garantisco, io sono un utente, ha accompagnato la moglie, mia moglie. Siamo arrivati qui a mezzogiorno e mezzo, adesso sono le 15:30 e deve ancora venire fuori dal bucigato, insomma, dei tamponi dalla porta. Cosa sta accadendo a San Bassiano? Ci chiedono i telespettatori, che ci segnalano anche la mancanza di una corsia diretta per gli operatori sanitari, perché per loro non c'è un accesso come accade ad esempio per i bambini delle classi in quarantena. La direzione generale, in particolare il direttore dell'ULSS 7 Carlo Bramezza, devono ai cittadini che anche oggi hanno atteso con civiltà ore
ore e ore prima di poter eseguire il test una risposta al più presto. Questo accade a Bassano, adesso andiamo a Padova dove ci aspetta Valentina Visentin, che credo sia stata all'ULSS per fare un po' il punto della situazione sempre sui dati. Valentina, c'è il sole anche a Padova comunque, vedo. Sì, ti correggo Federico, dall'azienda ospedaliera. Questo è il bilancio settimanale dell'azienda ospedaliera, perché fornisce appunto i dati settimanali. Non sono purtroppo dati buoni, perché Padova sfora attualmente i 5.000 casi positivi in tutta la provincia. Sono stati le previsioni purtroppo non sono rincuoranti, ha detto il direttore generale Dalbene, perché se si va avanti di questo passo per Natale ci potrebbero essere più di 50.000 casi positivi in tutto il Veneto. C'è stato un picco di ricoveri negli ultimi 7 giorni, ma soprattutto perché sono state 11 persone ricoverate nella terapia intensiva. Attualmente ce ne sono 19, perché la terapia intensiva è tutta adibita a Covid. Al momento ci sono 18 persone nella terapia intensiva centrale e una invece nella terapia intensiva pediatrica, un bimbo di 10 mesi. Sono tutte persone non vaccinate. Pensate, terapia intensiva c'è anche un uomo, una persona di 36 anni non vaccinata, quindi nel reparto più grave proprio a causa del Covid, perché la terapia intensiva è piena solo di non vaccinati. Questa a tutti gli effetti, ha detto il dottor Dalbene, il direttore generale dell'azienda ospedaliera, è la pandemia dei non vaccinati. Invita quindi a prenotare il vaccino per chi non l'avesse ancora fatto e ad accelerare sulle terze dosi per chi invece rientra nelle categorie prenotabili. Bene, e altre cose, Valentina, sì, che ci sono in programma oggi? Questo è ovviamente il tema che insomma è un po' centrale in tutto il nostro Veneto, con i 1900 casi delle ultime 24 ore nell'intera regione. Insomma, Sì, diciamo poi che oggi c'è anche un focus sulla geriatria, perché qui a Padova c'è una geriatria dedicata al Covid, persone che ha curato anziani con più patologie che hanno preso il Covid. Si tratta di anziani vaccinati che senza il vaccino non sarebbero nemmeno arrivati certo. in questo reparto, ma avrebbero avuto esiti ben peggiori. Quindi insomma il focus sul Covid e gli anziani, soprattutto quegli anziani che hanno più patologie. Se non fossero stati vaccinati avremmo avuto picchi di mortalità simili a quelli della prima ondata, ci hanno detto. Bene, allora grazie mille intanto. Grazie a voi. E appuntamento insomma con i telegiornali per gli altri approfondimenti. Buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata. Ecco, a proposito di Padova, a proposito di cittadini anche, un po' abbiamo chiesto, prima di andare a Vicenza, abbiamo chiesto anche ai padovani se sono favorevoli o no a un Green Pass rafforzato. Adesso andiamo un po' a sentire in questo servizio di voci dei cittadini sul Green Pass rafforzato. Vi segnalo che in queste ore si sta discutendo sia sull'abbassare il limite di età della terza dose sotto i 40 anni, sia le vaccinazioni per la fascia tra 5 e 11 anni di età. Potrebbe arrivare il via libera per lunedì, quindi già lunedì ci potrebbero essere novità su questo fronte, e oggi il governo potrebbe dare aggiornamenti sulla validità del Green Pass, cioè sulla durata. Attualmente è di 12 mesi, ma potrebbe essere abbassata a 9 mesi. Ma andiamo, come vi anticipavo, a sentire cosa hanno detto i padovani sul Green Pass rafforzato. Lei sarebbe favorevole a nuove chiusure sia per i vaccinati sia per i non vaccinati? Attività per cui assolutamente no. Allora ben venga il Green Pass rafforzato? Non so dire se la discriminazione sia la via giusta, non so dire neanche questo. Grazie. Bisognerebbe trovare un equilibrio che è difficile. Se questo fa sì che le cose migliorino, come stiamo vedendo, come ha detto mia figlia, ben venga. Io accetto tutto, faccio la terza, la quarta, la quinta, faccio tutto io. La libertà ce l'abbiamo avere tutti, anche quelli che ci siamo vaccinati, correndo i nostri rischi. È l'unico modo per venirne fuori. Io devo fare un intervento, non so se potrò farlo perché forse chiudono di nuovo l'ospedale, quindi secondo me ben venga. È inutile. Il Green Pass rafforzato non serve a niente? No, non serve.
Basta guardare i dati dall'anno scorso a quest'anno, a novembre dell'anno scorso e novembre di quest'anno. Quello che vogliono farci credere è che le terapie intensive sono piene, cominciano a essere... Cominciano ad aumentare. Sì, dicono, non lo so. Green Pass, sì. Rafforzato? Sì. Va ad incentivare soltanto i vaccinati. Lei sarebbe favorevole per questo? Sì, solo i Non la valuta una discriminazione magari, secondo lei è giusto? No. Perché? Perché ci sono troppi infettati. Direi una buona cosa per provare a minimizzare il virus che va di avanti, ma sono rischi, no? Se qualcuno si vaccina o quello o quell'altro, ma... È giusto farlo, sarebbe giusto fare anche il vaccino obbligatorio per tutti. E perché secondo lei è giusto un Green Pass rafforzato? Ma perché così cerchiamo di limitare i danni rispetto a quello che c'è adesso in questo momento. Danni dell'economia anche? Anche, esatto, tutti i danni in generale, diciamo, sia della salute che dell'economia. Opinioni le più diverse dai padovani, come sempre, insomma la maggioranza favorevole, poi c'è chi in effetti fa delle distinzioni e qualche altro ragionamento. Vi segnalo per quanto riguarda il tempo, quindi le previsioni per i prossimi giorni, vi avevo detto e ve lo confermo che da giovedì insomma dovrebbe esserci una nuova ondata soprattutto di freddo, anche pioggia ma anche freddo, e quindi fine settimana che dovrebbe volgere al peggio con pioggia, ma soprattutto, dicevo, temperature più basse, con l'ingresso di neve, di aria fredda e con neve a bassa quota su tutti i rilievi. Questo vale un po' per tutta l'Italia, ma in particolare insomma è una condizione che dovremmo trovare anche in Veneto. Vediamo se Luisa Bertini ha trovato la posizione ideale per raccontarci, eccola qui. Sì, speriamo di sì, mi vedete bene. Ci stavamo messaggiando che eri un po' troppo controluce, insomma alla fine eccoci qua, ti vediamo bene e ti chiediamo ovviamente dove sei stata a Vicenza. Dunque, oggi in realtà c'è parecchia cronaca perché all'interno di un'azienda di prodotti elettronici c'è stato un grosso furto, potremmo definirlo un vero e proprio assalto, perché alle 4 di ieri mattina 8 persone incappucciate con furgoni rubati sempre in zona, quindi 3 furgoni, hanno chiuso l'accesso alle strade di questa azienda, cospargendo addirittura la strada di chiodi a 3 punte per evitare l'ingresso, per comunque contribuire alle difficoltà in ingresso delle auto della polizia e dei carabinieri che sarebbero sopraggiunte e che sono sopraggiunte successivamente. Quindi hanno bloccato la strada e in retromarcia con uno dei furgoni hanno divelto completamente la porta a soffietto del capannone del magazzino. È scattato l'allarme, per cui hanno avuto poco tempo, il tutto si è consumato in pochissimi minuti e hanno arraffato gli smartwatch, i telefonini e sono scappati appunto disturbati dall'allarme. Si tratta di 8 uomini con passamontagna vestiti di nero, quindi hanno sfondato questi 2 ingressi del magazzino. Il bottino in realtà è un misero bottino perché parliamo di 4.000 euro, però i danni che hanno arrecato alla struttura e al magazzino di questa ditta di prodotti elettronici rasentano i 50.000 euro, quindi diciamo un furto organizzato, rubando furgoni e rubando anche le autovetture con le quali sono riusciti a scappare. Altro episodio di cronaca, una rapina a Vicenza in strada delle Cattane, è avvenuta il 23 novembre alle 5 di mattina. Ieri all'alba. Sì, ieri all'alba 2 persone si sono avvicinate ad una signora che verosimilmente stava andando a lavoro. Uno dei 2 la tratteneva per il collo e intanto l'altro le ha strappato lo zainetto rubandole 40 euro e ha anche rovistato nelle tasche di questa signora portandole via il cellulare. I 2 si sono poi dileguati a piedi. Si tratta insomma di una rapina subita da una donna giovane di 36 anni e sono intervenuti i carabinieri. Quindi oggi diciamo siamo ricchi di cronaca sì, all'interno del nostro poi TG. La vedremo approfondita più tardi. Sì, e poi
Bel tempo almeno per oggi, vedo Luisa, sì. insomma, almeno oggi, poi da domani dovrebbe tornare brutto, ma insomma oggi c'è il sole, temperature immagino freddine, ma insomma bene così. Grazie mille. Sì. Grazie a voi, Grazie buona Luisa, giornata. buona giornata a te, buon lavoro alla redazione di Vicenza naturalmente. Volevo portarvi a Venezia a conoscere un tifoso un po' speciale, un nonno che ha 92 anni e che abita alla Giudecca e va ancora allo stadio Sant'Elena a seguire il Venezia. Vi dico anche però, prima di andare a conoscere la storia di questa persona che è entrata allo stadio penso 80 anni fa, è incredibile solo dire questo, dico che arrivano anche delle indiscrezioni per cui il Super Green Pass, quindi questo Green Pass rafforzato, potrebbe arrivare ed essere diciamo esteso anche alla zona bianca dal 6 dicembre, però sono notizie che arrivano ancora come indiscrezioni, quindi poi andranno confermate, quindi vi invito insomma ad aggiornarvi. Ecco, torniamo a Venezia, insomma c'è questo club che si chiama Alta Marea che premia questo nonnino Amedeo Vianello, 92 anni e va ancora allo stadio a vedere Venezia, incredibile, bellissimo. Quanti anni ha, si può dire? Adesso ho fatto il 12 settembre, ho fatto già 92 anni e devo andare avanti ancora, spero. Va ancora allo stadio? Certo, ho già fatto l'abbonamento quando avevo 10 anni che si partiva da casa, da Caleri d'Agusei vicino a Santa Margherita e si andava a piedi fino a Sant'Elena perché all'epoca non avevamo i soldi per i vaporetti, eravamo giovani. Amedeo Vianello ha messo per la prima volta piede nel glorioso stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena nella stagione calcistica 1939-40. Da bambino è cresciuto con il mito del Venezia Calcio di Loic Mazzola, vincitore della Coppa Italia, e ancora oggi, da più di 80 anni, continua a seguire la squadra in Serie A in casa e se possibile anche in trasferta, con lo stesso entusiasmo. Il club Alta Marea lo ha premiato con la tessera di tifoso onorario e quando, saputa la sua storia, che in questi giorni ha fatto il Giro d'Italia, anche la società voleva regalargli l'abbonamento, lui ha risposto così. Mio figlio me l'ha già fatto per l'opzione, perché come anziano e come vecchio abbonato abbiamo avuto la prelazione e l'abbiamo già fatto. Hanno detto che terranno conto per la prossima volta. E oggi una tessera importante. Sì, ho avuto una tessera importante, oggi sono socio onorario della società Alta Marea. Un calcio che sa ancora emozionare e unire generazioni diverse. È una persona di un entusiasmo e di una vitalità incredibili. Siamo felicissimi di avergli potuto dare la tessera onoraria del nostro club e di averlo tra noi perché è proprio uno di noi. Abbiamo continuato a seguire la squadra nonostante i periodi anche più bui. L'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto con passione, l'abbiamo fatto standole il più vicino possibile e adesso la Serie A è una grandissima soddisfazione. Complimenti dunque a questo super tifoso, grazie a Lorenzo Maier per avercelo fatto conoscere meglio. Adesso andiamo a Vicenza dove voglio farvi vedere questo servizio perché le fioriere collocate in centro storico in sostituzione delle barriere antiterrorismo erano state un'idea di Rete Veneta, insomma, che è riuscita a convincere il comune a fare questa sostituzione e adesso arriva anche un premio. Devo però ringraziare Rete Veneta perché ricordo che l'idea originaria venne da Rete Veneta e insomma è stata realizzata, quindi è una soddisfazione di tutti. Oggi l'idea lanciata da Rete Veneta riceve il premio della manifestazione Vicenza Fiorita, il concorso che ogni anno valuta gli allestimenti floreali più belli della città del Palladio. Il riconoscimento speciale va alle fioriere che hanno sostituito le barriere antiterrorismo. È una vittoria della bellezza per il centro storico, i commenti sono assolutamente positivi perché insomma un vaso fiorito è certamente più bello di un blocco in cemento. Al di là dei premi, la vera vittoria c'è stata a luglio, quando dopo anni di ripetute insistenze da parte di Rete Veneta al fianco dei vicentini, i New Jersey di cemento armato sono stati finalmente sostituiti con vasi pieni di fiori nei 18 varchi di accesso al centro storico. Il premio di Vicenza Fiorita quindi è la dimostrazione che anche da un'esigenza come quella della sicurezza e antiterrorismo possono nascere opportunità per abbellire la città.
E al secondo premio, tra l'altro, che prendiamo ad autunno, furono premiati i ponti. Dunque, dopo il premio per i fiori sui ponti, adesso arriva il riconoscimento per le barriere antiterrorismo. E allora, noi di Rete Veneta anticipiamo quella che potrebbe essere la prossima iniziativa vincente. Gli stemmi fioriti di Vicenza, da realizzare davanti alla stazione, in piazza Matteotti, in prossimità del Teatro Olimpico, e nei rondò posti negli accessi a est e a ovest della città. Ora tocca al comune attivarsi. Ah sì, io la porto, la propongo al verde pubblico, proviamo a lanciarla, perché devo dire che è una gran bella idea. Bene, la sfida è raccolta dal comune. Allora noi attendiamo di vedere gli stemmi fioriti in città. Se saranno ben realizzati potranno essere candidati al premio della prossima edizione di Vicenza Fiorita, ma questo lo vedremo solo vivendo. Dunque la questione non finisce qui, ma continua. E siamo proprio curiosi di vedere come andrà a finire questa ulteriore proposta avanzata da Rete Veneta al comune di Vicenza. E andiamo a Padova adesso, perché anche qui insomma c'è qualcosa di bello legato all'architettura della città. C'è l'ex chiesetta di Corte Calando, adesso quando la vedrete magari ci sono dei padovani che la riconosceranno, che diventerà un laboratorio per la facoltà di ingegneria edile, quindi un accordo tra università e comune per rivitalizzare questo bello spazio in centro, proprio in centro, a 2 passi dall'ospedale. Il comune di Padova concede spazi all'università per creare nuovi laboratori. L'ultimo in ordine di tempo è la convenzione stipulata per l'utilizzo dell'ex chiesa del complesso della Corte Calando, primo esempio di edilizia con destinazione caritatevole realizzata durante il Rinascimento. Una collaborazione fra il comune e l'università, che ha le competenze per poter approfondire tutta una serie di tematiche legate a queste costruzioni, credo che possa portare un beneficio sia agli enti coinvolti ma anche a tutta la cittadinanza. Lo spazio di Corte Calando, in via Gabelli, a pochi metri dall'ospedale civile, è già sede di alcune realtà di volontariato. Ora l'ex chiesetta viene affidata all'università per ospitare laboratori didattici di ricerca del corso di laurea di ingegneria edile e architettura. Lavoreranno soprattutto da un lato sulla valorizzazione del patrimonio architettonico, con particolare riferimento proprio alla Corte Lando, il luogo in cui ci troviamo, e dall'altro attività progettuali che riguarderanno soprattutto le fragilità urbane, le periferie, i luoghi della città che necessitano di interventi solidali. Quindi un aspetto importante che caratterizzerà le attività che svolgeremo con i nostri gruppi, con i nostri laboratori didattici, saranno proprio quelli strettamente connessi con anche le associazioni presenti all'interno di questo luogo. Abbiamo ancora il tempo di andare a Trieste perché sempre insomma questo motivo di fondo del Green Pass obbligatorio anche ad esempio sui mezzi pubblici, e però a Trieste si dice che questa è un'ipotesi un po' impercorribile. Numeri alla mano, l'azienda di trasporti, Trieste Trasporti, dice impossibile mettere in pratica. Ogni giorno in Friuli Venezia Giulia ci sono più di 12.000 corse, la metà delle quali a Trieste, che fanno viaggiare su per giù più di 10.000 persone ogni ora, con picchi che ovviamente si concentrano al mattino e negli orari di fine scuola e fine lavoro, e questi numeri sono sufficienti per capire perché l'ipotesi di Green Pass obbligatorio sugli autobus sia oggettivamente un'ipotesi poco percorribile. D'altronde non si può neppure ritenere che il controllo venga fatto dai conducenti, perché questo significherebbe compromettere profondamente i tempi di percorrenza, e sulle linee urbane più trafficate, più frequentate, significherebbe letteralmente non consentire alle corse di partire. L'ipotesi del controllo a campione è l'ipotesi tutto sommato che sembra più percorribile, ma va da sé anche in questo caso che i controlli dovrebbero essere svolti dalle forze di polizia e non dall'azienda, e d'altronde già oggi le forze di polizia e la polizia locale fanno controlli a bordo degli autobus a campione per verificare che i clienti indossino correttamente la mascherina.
I verificatori fanno un altro mestiere, svolgono un'attività che per noi è strategica ed è su quell'attività che devono concentrarsi, e d'altronde non dimentichiamo che i verificatori nei confronti di chi dovesse non avere il Green Pass in regola non hanno alcun potere sanzionatorio. Questa è la situazione a Trieste per quanto riguarda il Green Pass, puntuali come abbiamo iniziato, puntuali finiamo, 13:31, siamo stati insieme, abbiamo spaziato sia per quello che riguarda gli argomenti che per quanto riguarda i luoghi che abbiamo visitato, le nostre città del nord-est direi, perché Veneto ma anche Trieste. Vi ringrazio, vi do appuntamento a questa sera per i nostri notiziari a partire dalle 18:50 su Rete Veneta, ma insomma tutto il pomeriggio abbiamo una serie di appuntamenti che non dovete perdere, quindi buon pranzo e poi rimanete con noi.